Esserci sempre è il motto della polizia, è risuonato all'M9 District di Mestre. L'occasione, l'anniversario numero 167 della fondazione del Corpo della Polizia di Stato, anche alla presenza del vice capo nazionale Luigi Savina. Per essere più vicino ai cittadini, poi, il questore di Venezia ha voluto la collaborazione della nostra emittente, che ha trasmesso in diretta l'intera festa, che si è aperta con un bilancio complessivo dell'attività degli uffici veneziani e si è chiusa con la consegna di numerosi riconoscimenti a quei poliziotti che si sono distinti per la loro attività di servizio, e il neoquestore Maurizio Mascio Pinto ha sottolineato il legame stretto con i veneziani. I cittadini ci vogliono presenti in tutte le loro ordinarie attività quotidiane e noi ci sforziamo di esserci. Stiamo immaginando con i miei collaboratori qui a Venezia nuovi modelli di controllo del territorio attraverso immissione di nuova tecnologia, ma anche con un ulteriore sacrificio del personale. E su questo permettetemi un altro ringraziamento ai colleghi di tutte le altre forze di polizia. Inevitabile affrontare anche l'attualità con le indagini sulle infiltrazioni della criminalità organizzata mafiosa nel veneziano. Le forze di polizia, tutte quanti assieme, e l'autorità giudiziaria in questo territorio, come in ogni parte d'Italia, hanno un livello di risposta altissimo. Voi come giornalisti parlate di queste infiltrazioni perché ci sono state operazioni di polizia, perché ci sono stati mandati di cattura, perché ci sono stati arresti. Fondamentale però è l'attività di prevenzione più che di repressione, vera differenza rispetto a ciò che accadeva negli anni '80. Lo sforzo, la differenza fra la polizia degli anni '80 e quella di oggi, che prima si pensava molto alla repressione, oggi lo sforzo enorme è fatto per fare prevenzione, per evitare che il fenomeno possa radicarsi. Quanto ai numeri dell'attività, basta citare le 11.500 pattuglie in azione nel 2018, le 20.000 persone controllate, le 342 immersioni dei sommozzatori e i quasi 6.000 controlli in stazione, oltre alle centinaia di arresti e alle migliaia di denunce, un servizio sempre al fianco dei cittadini onesti.